L'avventura di Pirin. C'era una volta un giovane pastore di nome Pirin, che portava a pascolare un piccolo gregge non lontano dal torrente. Un giorno la madre gli disse: «Figlio mio, vai giù di qua degli Andris, ma non avvicinarti troppo, perché vicino all'acqua vivono le agane». Mentre il ragazzo era al pascolo, un capretto si allontanò dal gregge proprio in direzione della forra e lui lo seguì, dimenticando le parole della mamma. Nella corsa per riprendere l'animale, Pirin si imbatté in due splendide ragazze vestite di bianco, dai lunghi capelli biondi, la pelle liscia e chiara. «Ehi, dov'ha tu Bielfantat? Dove vai di bello?» gli chiesero, e senza aspettare la risposta proposero: «Ven con nu, avrai tutto ciò che desideri». Pirin si lasciò condurre per il ripido sentiero fino agli antri rocciosi del torrente, dove lì aspettava una vecchia dalle orribili sembianze, con pelle di serpente e capelli grigi e infeltriti. Era la madre delle due giovani. Improvvisamente il volto delle ragazze si tramutò in quello di due rospi con denti aguzzi e occhi gialli. Le mani delle tre donne si trasformarono in artigli d'aquila dalle unghie affilate. Pirin cercò di scappare, ma era troppo tardi e fu imprigionato in una cassapanca di legno, come quelle che le spose portano in dote nunziale. Trascorsi alcuni giorni, una sera la madre mandò le figlie nel bosco a raccogliere provviste per l'inverno e da sola si mise a preparare il pentolone per cucinare il povero Pirin. Ma non aveva abbastanza legna per il fuoco e il ragazzo, vedendola in difficoltà, le propose: «Nonna, lasciate che venga io ad aiutarvi». La Gana lo tirò fuori con i suoi artigli, lo legò alle caviglie come si fa con le pecore dispettose. Il giovane però non si lasciò intimidire e, afferrata l'ascia, fingendo di tagliare la legna, fece invece saltare la testa della vecchia e mise l'anziana a bollire nel pentolone e fuggì via per non farsi prendere dalle sue figlie. Quando fu sulla sommità della forra, sentì le due furibonde gridare: «Ah, Copinglo, facciamolo fuori!» E stavano per raggiungerlo quando spuntò il primo raggio di sole del giorno e le campane della chiesa si misero a suonare da sole senza che nessuno tirasse le corde. Le agane restarono paralizzate alla vista della luce e al suono che non potevano sopportare, e urlando con voci disumane, contorcendosi e battendo i piedi, tornarono nel loro antro. Le loro impronte sono rimaste ancora oggi impresse sulla roccia. Pirin non raccontò a nessuno ciò che gli era accaduto, ma non disubbidì mai più sua madre.